dovendo commentare il video di Paolini e dire quello che naturalmente ritiene sia giusto rispetto allo sviluppo. Cosa direbbe? Seconda questione invece, che ha a che fare di più con i produttori, è quella del credito, e so che rispetto a questo lei mi pare abbia anche delle cose importanti da dirci. Partiamo dal video di Paolini. Ma il video che abbiamo visto prima, commentavamo insieme con Elena e anche con l'assessore Ciambetti, potrebbe essere un buon video di preparazione e di presentazione alla nuova legge sul commercio. Peraltro qui ci sono anche i rappresentanti con cui ci siamo visti ieri. La nuova legge regionale sul commercio parte proprio da questo principio, quello del minor consumo di territorio e soprattutto di uno sviluppo, una programmazione di quello che sarà la nuova futura rete commerciale in totale armonia con l'urbanistica. Infatti è una legge che abbiamo condiviso con l'assessore Zorzato proprio su questo, perché fino adesso da questo punto di vista abbiamo camminato su un binario che non si incrociava mai, non aveva mai nessun incrocio e l'urbanistica programmava in un determinato modo, poi il commercio arrivava a volte a problemi già creati sul territorio. Quindi indubbiamente, peraltro mi pare che anche ieri ci sia stato un decreto del governo proprio sul non consumo del territorio e quindi insomma mi pare che questa sia assolutamente la direzione. Dopo è anche vero, e concordo quanto diceva prima il Presidente, insomma non è che noi possiamo crocifiggere i nostri imprenditori perché hanno negli anni costruito un patrimonio di lavoro, di tradizione, di manifatturiero che è guardato come esempio a livello europeo. Noi siamo assolutamente la terra dei distretti, la terra del Made in Italy. Io lo dico spesso, le tante meravigliose sfilate che vediamo a Parigi piuttosto che a Milano o a Firenze, in realtà sfilano tutti i prodotti che sono non solo creati ma anche prodotti per buona parte nel nostro territorio. Quindi non possiamo sicuramente, secondo me, rinnegare un passato che oggi ci permette ancora di essere la regione che abbiamo visto poi nei dati e nei numeri appunto detti e presentati molto bene prima dal dottor Bellati. Quindi indubbiamente il video di Paolini ha delle suggestioni, per carità, ma credo che non faccia null'altro che leggere nel cuore di tutti noi. Io credo che nessuno di noi possa dissentire dall'avere accanto e da poter apprezzare un Veneto che tutti noi conosciamo e che ha bellezze straordinarie. Non siamo certo il Veneto deturpato che ha costruito nel tempo strutture abbandonate come in moltissime altre regioni, voglio dire, quindi ciò che nel tempo è stato costruito era non solo funzionale a un'economia, ma anche da un punto di vista infrastrutturale credo ci abbia permesso di crescere. Ma il riutilizzo dei capannoni, allora, potendo investire, mi riferisco all'intervista che noi abbiamo fatto oggi al Presidente Sbalchiero e ai contenuti che Confartigianato fa suoi, questa proposta di non consumare più il territorio, riutilizzare i capannoni vuoti per la crisi e quindi posto che ci sia qualcuno disponibile ad investire, ecco, in questo caso la Regione, la politica, alludo al discorso degli sgravi, può trovare delle forme di incentivo su questo? Sono previste? Sì. Ci saranno? Sicuramente sì, ritorno alla legge sul commercio, peraltro anche sarà argomento di grande attualità nei prossimi mesi e proprio da un punto di vista sia di sgravio burocratico sia di sgravio anche tra virgolette urbanistico e di oneri, ma non solo, anche proprio in termini di semplificazione anche burocratica. Non dimentichiamo che oggi con i comuni si può utilizzare la SCIA, si può utilizzare il SUAP, peraltro noi siamo regione capofila a livello nazionale perché abbiamo da questo punto di vista semplificato di molto appunto tutto l'iter burocratico per arrivare alle autorizzazioni. Però proprio nella prossima legge è previsto che ciò che viene rivalorizzato, recuperato, avrà assolutamente delle vie privilegiate sia e soprattutto all'interno dei centri urbani, dei centri storici, ma anche tutto ciò che è recupero magari nell'immediata
vicinanza. E dobbiamo porcelo sicuramente il problema delle tante, non dimentichiamo che noi siamo stati, e questo non è certo colpa degli imprenditori, il Veneto, che ogni piccolo microscopico paese ha la sua zona artigianale produttiva, che probabilmente per buona parte ancora oggi è lì ferma, oppure a volte proprio è stata anche costruita ma che è rimasta vuota. I comuni hanno fatto cassa da questo punto di vista un pochino, no? Come? I comuni da questo punto di vista hanno fatto un po' di cassa, cioè il fatto di ottenere tutti gli oneri di edificazione, ci abbiamo un po' giocato, no? Indubbiamente in questo hanno fatto quello che ogni amministratore magari poi vuole ritornare in termini di servizi, non possiamo certo biasimarli, però anche riguardo, e ritorno sempre al tema delle tante cattedrali chiuse, di centri commerciali o outlet o quanto abbiamo, indubbiamente i comuni in questo hanno chiuso con i privati accordi in cambio di un palazzetto dello sport, di una piscina, ma mettendo poi un domani quell'imprenditore stesso, quel gruppo di imprenditori in gravi difficoltà perché il ritorno economico non c'è stato, in quanto quelle sono cattedrali chiuse senza autorizzazione poi ad esercitare alcuna. Quindi la via è il riuso a partire dai centri storici magari, no? Per il Assolutamente commercio. Sì. Come Klagenfurt, per dire, che so che a Klagenfurt c'è un'esperienza molto interessante. Cioè non inventiamo assolutamente niente di nuovo, pensiamo alle primissimi centri commerciali, a volte a quel tempo non si chiamavano così, si chiamavano grandi magazzini ai tempi dei nostri nonni, come la Rinascente, come il Printemps a Parigi, piuttosto che altri, Harrods a Londra, sono l'esempio più bello, peraltro anche di architetture molto molto belle, di centri commerciali all'interno dei centri storici. Passiamo al credito, che è una cosa che sicuramente interessa molto alla platea. Passiamo al credito volentieri. Noi credo come Regione Veneto siamo stati, ma questo ci viene riconosciuto da sempre, particolarmente attenti. A me piace ricordare sempre che sin dal 2008, da quel brutto autunno del 2008 in cui abbiamo veramente preso coscienza di una crisi pesante, siamo stati la prima regione che ha rifinanziato il sistema dei confidi. Allora il governo Berlusconi con Tremonti ha impiegato qualche mese in più per fare la stessa operazione. Quindi noi da lì poi, insomma, fino ad essere anche l'unica regione che ha messo a disposizione, avendolo evidentemente, il plafond dei fondi di rotazione proprio per un accesso al credito facilitato, per quella liquidità di cui i nostri imprenditori oggi hanno grande necessità. L'accesso al credito oggi è difficile, difficilissimo, non tanto per gli strumenti che sono stati messi in campo dalla Regione, quanto per un sistema bancario che è totalmente sordo rispetto a quello che sono qualunque tipo di strumento che noi possiamo, ma noi non per questo molliamo evidentemente. Io non passa giorno, ma chi è in sala lo sa bene, che non sia al telefono tanti sono i messaggi che ricevo anche da Elena a volte, perché chi è sul territorio, come i miei colleghi, evidentemente incontrano imprenditori che vedono disattese anche le programmazioni regionali da parte della banca stessa. E quindi noi abbiamo appunto unici, peraltro sottolineava sabato scorso in un dibattito con Oscar Giannino, ospiti sempre di Confartigianato, che siamo appunto l'unica regione che ha messo a disposizione strumenti così importanti e anche innovativi. Tuttavia quello strumento parte da alcune cifre minime che probabilmente non incontrano l'esigenza piccolissima, il microcredito, il cosiddetto microcredito. Allora io vorrei anche cogliere l'occasione innanzitutto per dare a Cesare quel che è di Cesare, perché di microcredito per la prima volta abbiamo cominciato a lavorare e a parlarne proprio con Confartigianato di Vicenza, e quindi abbiamo lavorato confrontandoci con i nostri tecnici e poi evidentemente con Veneto Sviluppo, che è la nostra finanziaria, e con loro, apportando modifiche, suggerimenti, insomma è anche questo un progetto che
è sperimentale e pilota e quindi insomma non sempre sono così immediati tutti i percorsi. Oggi il percorso è pronto, quindi io mi sento assolutamente di annunciarlo qui e lo faccio volentieri perché qui c'è il merito di questo provvedimento. Ce lo illustra in 2 minuti. Allora, di fatto diventa assolutamente diretto il coinvolgimento con i confidi. I confidi vengono quelli 107, quindi quelli vigilati. Ricordo che su questo abbiamo abbondantemente anche finanziato proprio perché si facesse questa insomma si arrivasse a questa maturità rispetto ai confidi, quindi di fatto la Regione autorizza la propria finanziaria, quindi Veneto Sviluppo, a delegare al sistema dei confidi tutta la verifica dei requisiti di ammissibilità. Quindi noi facciamo quasi un passo indietro rispetto a questo, consegnando una responsabilità importante nelle mani dei confidi perché sappiamo che è assolutamente in grado di esercitarla fino in fondo ed è anche quello che, fermo restando che chi non vuole andare coi confidi può farlo. Di che cifre stiamo parlando e quali saranno i paletti? Perché alla fine i paletti sono due. Saranno la cifra e se ti do o non ti do il credito. Allora, i paletti saranno che noi garantiremo un microcredito tra i 5 e 10 mila euro di partenza fino ai 100 mila. Non dimentichiamo che oggi il limite è di 25, quindi non è che sia altissimo. Ma soprattutto non vi saranno lungaggini burocratiche, Veneto Sviluppo non si occuperà dell'istruttoria, la farà appunto il sistema dei confidi e poi per elenchi lo presenterà Veneto Sviluppo che ne farà appunto tutta un'unica pratica, ma senza verificare nulla. Eventualmente. Ma l'istruttoria, cioè uno per ottenere un fido di 50.000 euro, cosa dovrà, voglio dire, presentare? Perché il problema è quello che si rapporta con il proprio confidi o di associazione propria o al confidi che vuole, nessuno è obbligato per forza di cose ad andare al confidi della propria associazione, ma è del tutto evidente che ha un rapporto privilegiato di conoscenza, di rapporto, insomma tutto quello che... Questo serve soprattutto per avvicinare, noi abbiamo sempre detto che bisogna accorciare le distanze tra la politica e il cittadino, noi vorremmo che fosse anche accorciata la distanza tra quello che è il sistema del credito e l'imprenditore. E i confidi, ma chi è in sala lo sa meglio di me, sono sicuramente quell'anello forte che conosce bene i propri imprenditori, che da sempre li ha seguiti e che quindi è in grado di dare garanzie sicure, certe e anche più veloci e rapide. Quindi di fatto noi come Veneto Sviluppo non effettueremo più verifiche, casomai solo ed esclusivamente a campione, l'intera procedura sarà assolutamente informatizzata, quindi finalmente insomma, entriamo a pieno titolo nel credito 2.0, insomma se così lo volessimo chiamare. E peraltro vorremmo anche inserire alcune specifiche operatività, tipo operazioni di liquidità e di circolante, che oggi nel microcredito assolutamente non è previsto, e soprattutto questo lo dovremmo insomma valutare, stabilire con i confidi, vorremmo stabilire dei livelli massimi di commissione. Sottolineo con piacere che noi ciò che facciamo con Veneto Sviluppo oggi come oggi non ha nessun costo aggiuntivo per l'impresa. Quindi stabilire magari un plafond per anno, insomma adesso è proprio nella prossima settimana che noi andremo proprio Quando potrebbe partire questa nuova? Credo al massimo entro 15 giorni. Entro 15, quindi è imminente, diciamo. Sì, un'ultima settimana quindi proprio per definire questi piccoli tecnicismi. È una buona notizia, quindi. Sbalchiero, è una buona notizia, Sbalchiero? Chiudo dicendo che verranno aggiunte anche alcune fattispecie di investimenti finanziabili che oggi non sono ricompresi, come per esempio i progetti di internazionalizzazione o come i nuovi soggetti tipo le aggregazioni di impresa, tipo le ATI, contratti di rete, che fino adesso all'interno di questa normativa non erano ricompresi e che abbiamo visto anche con l'ultimo bando che si è appena concluso proprio sulle aggregazioni di impresa, invece che assolutamente hanno bisogno di un'attenzione maggiore perché stanno funzionando molto bene. Grazie Assessore.